Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano. Allora Fioi, adesso come sapete il canale ormai ha preso una piega un po' curiosa. Allora ho detto Fioi, chi se ne frega di tutto, voglio tornare alla vecchia proprio maniera e voglio portare giochi o vintage o di nicchia o non lo so. Ragazzi, visto che tra poco, verso maggio esce un nuovo gioco di tennis, diciamo il successore di Top Spin 4, che insomma, lo aspetto da un po' di anni, c'era ancora la Play 3, cacchio. E voglio ritornare su intanto l'ultimo gioco che ho per PC, che è Virtua Tennis 4. Siamo nella modalità carriera e diciamo abbiamo fatto, circa 10 anni fa, ho superato il primo scoglio, siamo da novizio a nascente. Eccomi qua, sono comunque indietro, sono il penultimo della nuova fascia e dobbiamo arrivare fino cioè molto in alto bisogna arrivare. Non mi ricordo più un cazzo di come giocano fortissimo a Virtua Tennis, sono una pippa obesa. Nadal è il primo, c'è ancora Roddick, Tommy Haas, vabbè, insomma, comunque così. Adesso ovviamente abbiamo questo menu e qua dobbiamo fare tante cose, riposarci, allenamenti, cose così. Però non capisco un cazzo, aspetta, passa un attimo. Ecco, adesso noi siamo qua e devo scegliere cosa fare, penso. Aspetta. Allora, muovi. Allora, possiamo, la condizione è così, diciamo che dopo abbiamo... Allora, di 2. Qua non c'è un cacchio. Ho ricevuto un massaggio sportivo. Ok, così mi riposo un attimo. Adesso vediamo, non mi ricordo più un cazzo. Senza ufficiale. Ok. Non ti consentono di fermarti dove vuoi. Per evitarti rischio di passare all'ufficio amministrazione e comprare le carte viaggio. Ok. Raga, questo gioco l'ha fatto abbastanza bene. Ok, Teron, Tinnel. Vediamo alle serie vantaggio. Vediamo cosa c'è qua. Usa queste carte per muoverti di uno. Ho speso un po' di soldi. Allora, adesso ho fatto beneficenza, ho perso 1000 euro, però ho delle stelline in più che mi servono poi per la classifica. Quindi non male. Ok, siamo al torneo a Shanghai. Cazzo però. Vediamo se posso prendere la carta di uno, perché... Cioè, come cazzo faccio ad andare avanti di uno? Ah, ok, posso. Boh. Andiamo a fare il torneo. Vediamo come è strutturato, non mi ricordo più niente. Il torneo è cominciato. Ok, lasciamo contro Tenniel della Gran Bretagna. Boh, perfetto. Semifinale. Dritto atomico. Contro nessuno, sono ancora nessun stile io, perfetto. Guarda che bello, siamo un po' frocetto. Come cazzo mi sono fatto? Guarda. Superficie dura. Servizio, giocatore 1. Vediamo se mi ricordo. Servizio c'è. Perché il livello non puoi selezionare un livello, va in base al torneo che fai. Mamma mia. Ciao, dato per la mano più. Vai Kume. Serve in volley come indiana. Quello di merda, oh. Calma ragazzi, calma. No, fuori. Out. 0,40. Mamma mia che inizio di merda. Dai che forse... Dai. Non ricordo più come si fa lo smash.
Dai, cazzo. Vai, dai che piano piano. 15-40. Dai che piano piano. Non dobbiamo mettere là sul dritto però, Appena detto. Bisogna... No, ma me l'ha smorzata, maledetto. Non ci arriva. Giocatore 2. Porca puttana, già mi brecca. Già mi brecca. 2 giochi, un set poi, ciao. Cazzolina. Dai però, Kume. Bello, madonna che cazzo. Sì, ma corri però. Si fa fatica, raga, si fa fatica. Qua rischiamo di andare fuori subito. Perché non vai? Ma Dio madonna. Qua c'ho il joystick. Calma, come perché qua rischiamo già di perdere. Bene. Bene, bene. Mi prende un po' la mano. Ace. Bravo Kuma. Giocatore 2. Bene. Andiamo fuori subito. Vince anche lui. Porca puttana. Vabbè, con calma, ragazzi. Vabbè. Ok, vabbè. Ma stai zitto. Allora. Riprende la forma adesso. Hotel di lusso, altro che hotel di lusso. Mi ha fatto cagare. Vabbè. Vabbè, piano piano. Ah, contro Gelmo non mi sbrega. Ok. Adesso qua siamo proprio nella parte orientale. Aspetta. Mischia le tue carte, vediamo cosa succede. Ok. Beh, quello non posso farlo, chiaramente. Ok, si è messo prima di fare i doppi, vorrei un attimo concentrarmi. Piccolo incidente, benissimo, ho perso 5 stelle, quindi si va giù per la valutazione della classifica. Ho fatto una festa in maschera e sono morto. Cioè praticamente ho fatto lo stronzo. Bene. Ok, ho fatto da modello, ho preso 1500 euro e 10 di ricommesso, li ho recuperati per fortuna, molto bene. Questo è un allenamento, presumo. Non siamo ancora a uno, almeno non ci alleniamo ragazzi, ma che schifo che ho fatto a Shanghai. Aiuta i pulcini a trovare la loro mamma. Vai. Aia! Ah, devo andare di qua forse? Ah, ok, perfetto. Non mi ricordo più la mazza. Veloce, veloce. Affrettati! Ok. Probabilmente era la prima partita anche del livello ossessivo che per quello ho perso, però... No, maledetto. Super combo! Successo! Bella. Dai che saliamo.
Poi fino al livello 2, perfetto. Quindi siamo aumentati, siamo migliorati. Ma stai zitto. Ancora non posso farlo. Dai, vediamo di riuscire a fare almeno un attimo il torneo meridionale cinese, cacchio. Carta riposo. È studiata così la carriera particolare, diciamo che non è come diciamo Top Spin, che invece è più tra virgolette tradizionale. Qua c'hai i testisti vanesi. Ok, riccioliamo ancora un po'. Livello 2, fatalità mercato di pulcini, così almeno miglioriamo la velocità, però. Prendi le uova. Sì, prendo quello che vuoi. Dai, vecchio, su. Veloce. Super combo. Super combo di sta minchia. Aia. Aia. Ok. Aia. Porca. Comunque i minigiochi della Siga, ragazzi, sono qualcosa di epico in 99 stanti. Affrettati. Super combo. È una super combo di sta minchia. Super combo. Dai, veloci, dai, veloci. Aia. No, me l'hanno ammazzati due. Successo. Perfetto. Perfetto. Vai che saliamo. Ottimo. Very good, very good, very good. Ci riposiamo. Ottimo. Ok. No, non possiamo farlo, cazzo. No. Questo per noi è impossibile, non siamo qualificati. Ok, che devo stare attento. Allora, secondo di ricordarmi. Ok, allora facciamo carta riposo. Così la recuperiamo del tutto. Vorrei fare il prossimo torneo. Ok, il torneo è cominciato, perfetto. Torneo satellite. Siamo contro Grace. Semifinale. Incontrista, qua va a far bene però, fioi. Dove siamo? Superficie dura, siamo proprio all'inizio della stagione. Servizio, giocatore 1. Vai, Cube. Vai. Questo è un tiro di merda. Ma ci salviamo, dai. La smorziamo. Mamma mia, raga. Non me la sento ancora di andare a rete.
Ma vai, ma... Non va al volo, cacchio. Riesco a fare dei servizi decenti. Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao. Per prendere un po' la mano, sento un po' una pippa, cazzo. Ma perché non vai? Sto con gli occhiali da pippa proprio. Riesco a fare i colpi giusti. Che non mi si carica la barra. E non capisco il perché. Porca miseria, chiudilo un punto come. Sport una volta se la giochi con un gettone Ok, calma. 15-40. Ma, ciao. Giocatore 2. Bene, sempre due giochi un set. Giocatore 2. E già mi break. Ciao. Piano piano, piano piano torniamo in corsa, dai. Vedo di cambiare anche i vestiti perché fa cagare. Solo che adesso dobbiamo pensare a fare un po' di soldi. 15 pari. Non giocare molto dal fondo perché dopo non gioco anche vecchio, non so se magari con i joystick, con robe nuove, magari c'è un problema di controller, però boh, a volte non mi schiaccio ma non va. Bruttino questo. Questo non male. Dai. Che fio della mignotta. E chiudilo un punto. Questa la pago. 30-15. Ah, Dio mio. Buono. Dai, li voleva. Ma no, così però. Forse non mi si carica perché non ho ancora uno stile. Beh, la cade come una. Via, doppio match point, benissimo. Dai, non posso perdere ancora subito, però. Penso che devo allenarmi, però. Gioco, set e Bene. partita, giocatore 2. Inizio leggermente difficile, raga. Michael Grace ci ha battuto anche lui. Sta andando bene però. Porca troia, due sconfitte così. Bene. Ah, ok, qua posso guardare. Quindi lo prendiamo per di qua. Dopo Australia, praticamente c'è tutto quanto il mappamondo e facciamo tutte quante le nazioni, tipo si comincia verso oriente con poi l'Australia per poi andare in Europa, in America, sì, ok, quindi è strutturato così. Raga, se piace, deve portare un gioco diverso dal solito, questo che vuole di fare robe particolari. E niente, mi è sempre partiti male, però devo un attimo prendere la mano perché siamo a livello massimo e non gioco tipo dal 2010 forse. Raga, ho saluto il comandone veneziano. Ciao!